Grazie a Paolo Zeriali e al suo ospite. Allora continuiamo con le notizie del nostro telegiornale, cari telespettatori. Ben ritrovati anche all'ascolto delle notizie che verranno appunto lette dalla sede della direzione regionale di Videoregione, che si trova appunto a Pordenone, capoluogo della destra Tagliamento. Già accomodato nei nostri studi con noi questa sera Bruno Bazzo, che è il segretario provinciale della FIOM CGIL di Pordenone. Buonasera, grazie per essere presente nei nostri studi. Allora, è in primo piano in Italia oggi il dibattito sul referendum Mirafiori e sulla linea tenuta da Marchionne. Per 6 imprese su 10 a nord-est l'applicazione dei contratti collettivi nazionali rappresenta un vincolo all'attività lavorativa. La scelta di Marchionne trova ampio consenso nelle aziende, quanto emerge da un'indagine di Panel Data su un campione di 800 imprese di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Allora, in primo piano questo referendum, nelle prossime ore quindi si voterà per questo accordo la Mirafiore. Ne parliamo proprio con Bruno Bazzo, segretario provinciale della FIOM CGIL di Pordenone. FIOM CGIL in primo piano per dire no a questo accordo. Perché? Noi non diciamo no all'accordo, diciamo che è illegittimo proprio tutto quello che si sta facendo all'interno di Fiat. Fiat sta chiedendo cose che sono indisponibili alla contrattazione, sta chiedendo poi di sopparare tutto quello che è stato definito fino ad oggi e che è un rapporto fra capitale e lavoro con la mediazione delle organizzazioni sindacali per conciliare due cose. Oggi si rompe questo patto, si dice che per lavorare bisogna rinunciare ai propri diritti e questa è una discussione che francamente è avvilente per un paese civile quale il nostro dovrebbe essere. E rispetto a questo, proprio i dati che lei citava, che sono dati relativi alle imprese, dimostrano quanto gli imprenditori pensino che ci sia una via bassa allo sviluppo, una via bassa alla competizione, togliendo di fatto dalle tasche dei lavoratori tempi e diritti per mettere nelle proprie tasche, per salvaguardare magari anche la loro impresa, il fatto di essere competitivi, ma non è questo il modo di competere né in termini individuali, locali, né in termini globali, internazionali. Ecco, perché nell'accordo proposto da Marchionne si interviene sulle questioni dell'assenteismo, orario di lavoro, lavoro straordinario, pause e mense e tanti altri argomenti. Ovviamente tanti dicono che bisogna votare sì perché bisogna mantenere la Fiat, bisogna fare in modo che la Fiat resti in Italia, altri dicono che bisogna votare no perché i diritti dei lavoratori sono sacrosanti. Quindi voi vi schierate fermamente su questa posizione. Se ci sarà poi la vittoria del sì, quale sarà la posizione della FIOM CGIL? Sarà la stessa posizione che abbiamo tenuto nei confronti di Fiat dopo Pomigliano e che continuiamo a tenere con tutte quelle imprese che mettono in discussione i diritti dei lavoratori. Noi continueremo la nostra lotta, è una lotta pacifica, è una lotta di diritti, è una lotta che vede i lavoratori consapevoli che gli stanno in qualche modo togliendo i propri diritti ribellarsi. Ecco perché siamo intenzionati a continuare la nostra attività, comprese le manifestazioni pubbliche, quindi raccolta di firme, rendere pubblico quello che in qualche modo si vuol sottacere all'interno di quell'accordo, che sono appunto la messa in discussione dei diritti costituzionali dei lavoratori, ivi compreso il diritto di sciopero. Si pensa che togliendo la parola ai lavoratori le imprese possono essere più competitive e io ritengo invece che è esattamente l'opposto. I lavoratori sanno cosa significa lavorare all'interno delle fabbriche, hanno sempre contribuito a migliorare la competitività dell'impresa quando gli è stata data la possibilità di farlo attraverso anche i loro suggerimenti, e oggi invece si cambia linea. Si dice sostanzialmente che bisogna fare come dice il padrone solo ed assolutamente in quel modo. Non c'è la possibilità di discutere. Se tu discuti puoi essere anche allontanato. Per quanto riguarda poi la lotta all'assenteismo, quello che si sta facendo non è una lotta all'assenteismo, è colpevolizzare il lavoratore che è ammalato, perché si va a incidere sulla malattia del lavoratore, non viene retribuita la malattia del lavoratore, non si va a colpire l'assenteista cronico o l'assenteista in qualche maniera che vuol fare il furbo, si colpisce il lavoratore, anche quel lavoratore che è ammalato, togliendo il diritto alla retribuzione anche dei primi giorni di malattia per tutti i lavoratori. Come sempre magari spesso in Italia non c'è la meritocrazia, quindi si prende una decisione che punisce anche chi magari fa il proprio dovere. Ma soprattutto chi
è veramente ammalato viene colpito, perché se penso che ci sia in un'Italia di furbi, anche i furbi che sono asenteismi troveranno il modo di non soggiacere a quelle trappole che ci sono, e quindi non hanno risolto il problema. Ma si vuole sancire un'altra cosa qui, si vuole sancire il fatto che togliendo le pause, modificando le pause, comandando gli straordinari si compete. Questo non è una competizione, questo non si fa. I paesi più industrializzati competono sul prodotto, competono con l'avanzamento di tecnologie, non competono sul fatto che il lavoratore deve essere più veloce a fare la prestazione, ma deve fare valore aggiunto attraverso la prestazione. E quindi la produttività non è essere più veloci nell'esecuzione, ma è creare valore, perché il costo del prodotto è più elevato. Faccio un esempio banale. Se io ho un'impresa che fa macchine da 100 euro e un'impresa che fa macchine da 1000 euro, la produttività, anche se ne fa di meno, di chi fa la macchina da 1000 euro è molto più elevata di quella che ne fa 100, anche se lavora molte ore di più e se è più rapido nel suo svolgimento. Quindi la produttività, brutta bestia da discutere, si fa sempre confusione con la velocità di esecuzione, che sono due cose completamente diverse. Senta, con l'applicazione poi dell'accordo, quale sarà di riflesso il trattamento invece per i lavoratori che sono iscritti alla FIOM CGIL all'interno dell'azienda? Lì non c'è scritto che viene in qualche modo colpito il lavoratore iscritto alla CGIL, c'è scritto che la CGIL non può più rappresentare quei lavoratori all'interno della fabbrica, e questo che è un altro delle violazioni costituzionali che noi rappresentiamo. I lavoratori devono poter scegliere i propri rappresentanti e non avere una scelta limitata. Noi non facciamo una guerra contro tutte le organizzazioni sindacali, diciamo che però i lavoratori devono poter scegliere i propri rappresentanti, e i propri rappresentanti sono eletti direttamente dai lavoratori. Quello che manca ancora una volta è il fatto che oggi si possa dire liberamente chi posso scegliere come lavoratore, così come non posso scegliere se dire sì o dire no, perché se dico no mi chiudo la fabbrica, non posso nemmeno scegliermi chi mi rappresenta. Senta, secondo lei con il via libera a questo accordo ci potrebbe essere un effetto domino poi a livello nazionale, a livello territoriale, anche per quanto riguarda Pordenone e Friuli Venezia Giulia? Ma i dati che ho sentito che ha citato prima già individuano questa situazione. Mi si dovrebbe dire perché se Marchionne o chi per esso riesce a superare questa partita, tutti gli altri, compresa la fabbrica più piccola o più sperduta del territorio, non può pensare di poter fare anche lei come vuole. E quindi le regole, le possibilità di contrattazione, le possibilità di discutere vengono meno. Allora rispetto a questo non c'è che una soluzione. Questa soluzione è la consapevolezza del lavoratore che è vero che non esiste lavoro senza imprenditore, ma è altrettanto vero che non esiste imprenditore se non c'è anche chi lavora per lui. Quindi nelle fabbriche i lavoratori ci devono essere, perché i lavoratori ci devono essere creano ricchezza sia per sé che per il datore di lavoro. Ci deve essere un minimo di concertazione, un minimo di discussione, perché abbiamo lo stesso interesse. Quando uno sopravvalica l'altro, fino a un certo punto sicuramente bisognerà sopportare, ma il tasso di sopportazione raggiungerà, come sempre è stato, dei limiti. Quando questi limiti sono superati non si sa mai come va a finire la partita. La gente, quando è esasperata, quando non ce la può più fare, sicuramente reagirà. Noi siamo per convogliare questo loro dissenso in una pacifica rappresentazione. Anche la manifestazione che faremo il 28 a livello regionale, il 28 gennaio a Udine, no? Sì, a livello regionale abbiamo appena definito fra ieri e oggi con i vari direttivi, i vari attivi dei delegati, che la manifestazione si farà a Udine, servirà proprio a questo. Il 28 è al di là dell'accordo e del referendum che si svolgerà il giorno fra questa notte e domani, però va in quella continuazione. Noi sicuramente vogliamo tenere aperta questa partita e sicuramente non saremo domi finché il vero valore e le parole dei lavoratori non saranno sentite. Grazie quindi per il suo intervento nel telegiornale di Videoregione a Bruno Basso, segretario provinciale della FIOM CGIL di Pordenone. Grazie, buon lavoro, magari ci sentiremo anche più avanti per aggiornarci.